A Padova, alla festa di Forza Italia, il ministro Antonio Tajani, nella sua veste di segretario nazionale del Partito degli Azzurri, rilancia la candidatura di Flavio Tosi a prossimo presidente della Regione Veneto. Forza Italia è stata maltrattata, dice, non abbiamo nemmeno un assessore nella giunta Zaia e l'abbiamo sostenuta gratis. Berlusconi, continua, era stato ben più generoso con gli alleati anche quando avevano meno voti. Tajani ha attraversato il Veneto facendo tappa a Verona, Vicenza e Padova per sostenere la candidatura di Flavio Tosi a presidente del Veneto. È bravo e competente, ha detto. C'è una data di incontro, c'è un obiettivo a breve termine? No, per il momento non ci sono appuntamenti, ma il centrodestra andrà unito, siamo tranquilli, a sinistra siamo tutti quanti tranquilli, vinceremo le elezioni in Veneto, Forza Italia avrà uno straordinario risultato, inaspettato per molti, ma per quello che stiamo vedendo e quello che stiamo verificando sul territorio c'è grande voglia di tornare a votare Forza Italia. Per quanto riguarda il candidato ne parleremo con i nostri alleati, noi non vogliamo imporre nessuno, ma non vogliamo farci imporre dagli altri qualcuno, dovrà essere scelto il miglior candidato possibile. Se mi chiedete qual è il candidato che proporrà Forza Italia agli alleati, sarà Flavio Tosi. Perché? Perché ha grande esperienza amministrativa, è stato sindaco di una città importante, è stato assessore regionale alla sanità, è stato parlamentare italiano, è parlamentare europeo, quindi è un uomo di grande esperienza che ha sempre avuto grandi consensi elettorali, compresa le ultime elezioni europee. Poi discuteremo, vedremo, ripeto, noi non facciamo ultimatum, non offendiamo nessuno, non aggrediamo nessuno, siamo sempre per costruire. Il modello veronese, 400 amministratori tutti insieme, si prepara questa campagna elettorale, come sarà? Una bella campagna elettorale sui contenuti. Adesso che si è finito di parlare di terzo mandato, di data delle elezioni e quindi c'è da individuare il candidato, però premesso questo adesso è ora di parlare di programmi di sanità, di infrastrutture, di economia, di tasse, di servizi sociali. Adesso bisogna cominciare a parlare di quelli. Il ministro ha ribadito l'intenzione di Forza Italia di battersi per lo Ius Italia e per dare la cittadinanza italiana ai giovani che studiano per 10 anni in Italia. Una donna italiana che è stata arrestata in Egitto, vi state muovendo? Questa per il cittadina egiziana che aveva sposato un italiano, probabilmente doppio passaporto, vedremo quali sono i reati che sono contestati. Nel caso Albertini c'era stata questa telefonata, si sperava che si muovesse qualcosa, ci sono novità anche su quello? È importante sapere che è vivo, che sta bene, noi continuiamo a lavorare perché possa essere rilasciato, perché secondo noi non ha commesso alcun reato. Noi seguiamo giorno per giorno la vicenda, non abbiamo mai lasciato, abbiamo anche evitato di alzare i toni proprio per cercare di garantire la sua liberazione, però ripeto. Questa mozione di sfiducia alla von der Leyen con queste divisioni sempre più intense all'interno anche della comunità europea la preoccupano? Noi voteremo sì alla fiducia alla von der Leyen perché non vogliamo distruggere l'Europa, ci sono dei correttivi da apportare, ma è una richiesta pretestuosa che verrà bocciata perché priva di senso. Ultime ore per i dazi, a quanto puntate? Vediamo, la trattativa è in corso, vediamo che ci sono tante opzioni, speriamo che sia una soluzione positiva per tutte le nostre imprese. Ministro, scusi,